Aggressione sessuale a Treviso lungo la Restiera in pieno giorno, giovane runner salvata da 2 passanti, la polizia identifica e denuncia un 33enne trevigiano. E caccia lo scippatore seriale che sta colpendo a ripetizione a Paese e nei comuni vicini, ultima vittima una 76enne caduta e finita all'ospedale, il sindaco raccomanda massima prudenza alle anziane. Autonomia attaccata dal presidente dell'Associazione per lo sviluppo delle imprese del Mezzogiorno, la risposta di Zaia, irresponsabile chi non la vuole. Musica, palloncini e tantissime persone per l'ultimo saluto a Maria Vittoria, la 12enne morta per shock anafilatico a causa di un'allergia a un'associazione benefica in sua memoria. 5 nuove fototrappole in dotazione alla Polizia Municipale di Treviso scopriranno gli ecofurbi nelle zone più periferiche, ma anche gli esperti dello spaccio nei giardini pubblici. 60enne di Tezze di Vazzola esce in bicicletta e sparisce nel nulla, tutto il paese si mobilita, ritrovata poco distante da casa, oggi pomeriggio era svenuta tra i filari. L'annuncio shock di David Blatt, il 60enne ex allenatore della Benetton Basket, ora in Grecia all'Olympiakos, ho la sclerosi a placche ma non mollerò mai. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In primo piano l'inquietante episodio di aggressione sessuale sulla Restera a Treviso, denunciato dalla polizia un 33enne trevigiano. Sentiamo. Palpeggiata nelle parti intime ed immobilizzata da un uomo che l'ha aggredita mentre faceva jogging lungo la Restera. Sono stati attimi di terrore quelli vissuti da una 28enne di Treviso che in un caldo pomeriggio estivo era andata a correre nel luogo più frequentato dai trevigiani per fare sport all'aperto. La ragazza è stata avvicinata da un uomo in bicicletta che prima le ha fatto pesanti avance di natura sessuale, poi l'ha aggredita. La giovane, terrorizzata al punto da avere l'impressione che l'uomo volesse gettarla in acqua, ha reagito gridando con tutto il fiato che aveva in gola. È riuscita così ad attirare l'attenzione di 2 anziani che stavano sopraggiungendo. A questo punto l'aggressore l'ha lasciata ed è scappato. L'episodio risale al primo pomeriggio del 31 luglio, ma è stato reso noto solo oggi quando la polizia è riuscita a rintracciare e denunciare il molestatore. Si tratta di un 33enne trevigiano incensurato dipendente di una ditta privata. A lui gli agenti della squadra mobile sono arrivati grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate lungo la Restera e alla testimonianza della vittima. Dopo vari servizi di appostamento l'uomo è stato identificato e denunciato con l'accusa di violenza sessuale. Il sindaco Conte ringrazia la polizia per l'operato. Intanto porto anche la vicinanza ovviamente alla vittima, perché è stata sicuramente un'esperienza da dimenticare, è stata molto brava perché nel richiamare il soccorso poi ha avvisato prontamente e subito le forze dell'ordine e quindi è stato possibile poi risalire al responsabile. Una violenza molto simile a quella verificatasi negli stessi giorni nel parco dello Storga, dove una donna che passeggiava è stata aggredita da un maniaco e si è salvata riuscendo a raggiungere gli orti urbani. Un altro episodio grave che lascia sconcertati per il luogo, la Restera e l'orario, le 3 del pomeriggio, anche perché qui sono davvero in molti a venire ogni giorno a correre, passeggiare, portare fuori il cane. Sono sempre venuta qui con i cani, non ho mai avuto problemi, non ho mai incontrato persone strane, quindi non mi sono mai sentita a disagio o in pericolo. Siamo in un mondo brutto e quindi anche queste cose possono succedere anche su costi così tranquilli, secondo me. Bisogna stare sempre attenti perché appunto non è proprio che ci siano tanto movimento, perciò sempre allerta. Io mi sentirei tranquilla. Mai non siamo più sicuri da nessuna parte, diciamo, però io sono per il vivi e lascia vivere, quindi cammino e spero che non mi succeda nulla. Caccia lo scippatore seriale che sta colpendo a ripetizione a Paese e nei comuni vicini. Ultima vittima, una 76enne caduta e finita all'ospedale. Le indagini sono a buon punto, dice il sindaco, che alle anziane nel frattempo raccomanda massima prudenza. 2 a Paese, 1 a Castagnole, Postioma e l'ultimo di Padernello, quindi siamo a quota 5.
la situazione diventa davvero pesante. 5 tra scippi e borseggi in poche settimane solo a Paese, senza contare quindi gli episodi a Ponzano Veneto, Arcade, Villorba. L'ultimo caso sabato proprio a Paese, vittima una 76enne finita all'ospedale. Mentre era in sella la sua bicicletta è stata affiancata da un individuo in mountain bike, pelle chiara, che le ha strappato la borsetta facendola cadere a terra. L'anziana ha battuto la testa ed è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso. Il sindaco ha chiesto alla polizia locale un potenziamento dei controlli. Ho già dato a disposizione alle forze dell'ordine nostre, la polizia locale, di intensificare i controlli dalle 10 alle 12 in tutto il territorio, in collaborazione ovviamente con l'Arma dei Carabinieri. L'episodio spiacevole è venuto a Paese, fortunatamente è stato ripreso dalle nostre videocamere, abbiamo fornito il video ai Carabinieri, sono sulla buona strada, quindi io confido nell'operato delle forze dell'ordine. Non un ladruncolo improvvisato, ma un malvivente che osserva le sue vittime, spesso le segue dal bancomat o dall'ufficio postale. Il sindaco invita le anziane alla massima prudenza. Mi sento di dare un consiglio molto spassionato, almeno in questo periodo, finché non riusciamo a portare a termine l'indagine, di muoversi mai da sole, magari accompagnate, possibilmente con dei familiari, ecco, perlomeno in questo periodo qui. In bicicletta, attenzione, non mettete la borsa davanti al cestino, non tenete la tracolla, perché l'episodio ultimo di Padernello abbiamo visto che non porta poi a violenza e può anche finire male, ecco. La politica ora del meeting di Rimini, Autonomia del Nord attaccata dal presidente dell'Associazione per lo sviluppo dell'impresa del Mezzogiorno, e pronta arriva la risposta del governatore Zaia, che oggi dibatte anche al sindacato dei medici, che ha deciso di impugnare la delibera sull'impiego dei neolaureati negli ospedali. Il Nord da solo può ambire al massimo a fare il terzista di lusso alla Germania. Così al meeting di Rimini Adriano Giannola, presidente dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria del Mezzogiorno, che attacca l'autonomia chiesta dai governatori di Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, prevedendo, in caso di vittoria elettorale leghista, una più virulenta ripresa di queste richieste senza mediazioni. Torneranno alla carica, se vincenti, più aggressivi e più forti, dice, con Salvini ancor più dipendente dai governatori. Prendo atto che parla dell'autonomia della Sicilia, non mi risulta che al nord le autonomie funzionino male, ma non parlo solo di quelle italiane, ma parlo di quello che è l'autonomia tedesca piuttosto che in altre comunità. La verità è che l'autonomia è una vera assunzione di responsabilità, la responsabilità spesso fa paura a qualcuno. La si smetta di dire che l'autonomia che propone il Veneto è la secessione dei ricchi. La verità è che è un'assunzione di responsabilità e anche la volontà di non sprecare più, visto e considerato che in questo paese, l'Italia, si sprecano ogni anno 30 miliardi di euro di sprechi nelle pubbliche amministrazioni. Autonomia che darebbe ossigeno al Veneto anche nel delicato settore della sanità. La NAO, il principale sindacato dei medici, ha deciso di impugnare la delibera con cui la Regione ha autorizzato l'impiego negli ospedali di laureati in medicina privi di specializzazione per far fronte alla carenza di professionisti, 1.300 a livello locale e 56.000 sul territorio nazionale. Ai propri avvocati il sindacato ha dato mandato di inviare un esposto denuncia alla Corte dei Conti. Io parto da un presupposto che un ragazzo che ha studiato 6 anni e si laurea in medicina e in più fa un anno di abilitazione, non lo ritengo un bamboccione, non lo ritengo un mentecato, non lo ritengo un incapace, ma lo ritengo un medico neolaureato, abilitato, che ancora per carità non ha la scuola di specialità, non avrà fatto i 5 anni aggiuntivi per diventare pediatra piuttosto che anestesista o per altre specialità, ma è un medico. Come già accade in altri paesi europei, aggiunge il governatore, che conclude. Prendiamo atto ancora una volta del fatto che c'è qualcuno che ricorre contro le nostre delibere, leggeremo le motivazioni, è un diritto ricorrere contro le delibere della Regione del Veneto e le delibere degli enti e dopodiché ovviamente difenderemo la nostra delibera. Ecco, vandali e spacciatori, in arrivo 5 nuove fototrappole per la polizia locale di Treviso.
Comandante, insomma adesso arrivano anche le fototrappole. Sì, effettivamente arriveranno ben presto, abbiamo acquistato 5 fototrappole che arriveranno nel giro di qualche settimana e saranno installate immediatamente. Treviso sempre più sicura perché sempre più sorvegliata e dove non arrivano le telecamere fisse arriveranno le fototrappole per incastrare i furbetti del rifiuto. Un rafforzamento di quanto sta già facendo Contarina con un risvolto in più dedicato ai professionisti dell'abbandono, tra l'altro in crescita in questi ultimi mesi. La fototrappola nasce proprio per non essere visibile, quindi tanti scelgono dei posti dove non ci sono telecamere, che sono ben visibili, le classiche telecamere di sicurezza urbana. Noi con le fototrappole andremo ad installarle dove proprio non si vedono. I furbetti del rifiuto, soprattutto i professionisti, sanno che ci sono risvolti penali, quindi saremo puntuali a denunciare anche queste persone. Perché Contarina può sanzionare solo civilmente, mentre con queste fototrappole i guai per chi viene scoperto vanno al di là della semplice multa. Tra i luoghi già selezionati, tutta l'area attorno al palazzone di Via Pisa. La zona di Via Pisa è sotto controllo ormai da almeno 2 mesi, abbiamo fatto dei controlli nel grattacielo, però stiamo continuando i controlli al di fuori perché tutta l'area deve essere attenzionata. Là abbiamo problemi con i rifiuti e sicuramente le fototrappole ci daranno una grossa mano. Ma le fototrappole non serviranno solo a questo, altro fronte importante riguarda i luoghi di spaccio. Ci sono delle zone di Treviso che non sono videosorvegliate, che abbiamo già attenzionato con dei controlli, dove abbiamo trovato anche delle modiche quantità di droga, e queste fototrappole serviranno anche per queste indagini, saranno sicuramente uno strumento molto molto importante. Da qualche giorno c'è la determine, questo vuol dire che non saranno tempi biblici per la loro attivazione. Credo che per l'inizio del mese di settembre potremo essere già operativi. Musica, palloncini e tantissime persone questa mattina per l'ultimo saluto a Maria Vittoria, la 12enne morta per shock anafilattico a causa di un'allergia. È forse l'immagine che riassume meglio l'emozione che si provava oggi nel campetto sportivo della parrocchia di Visnadello, dove si sono svolti i funerali di Maria Vittoria Salvadori, la 12enne morta il 9 agosto in pizzeria per shock anafilattico per un'allergia alle proteine del latte. In tanti hanno voluto stringersi attorno alle famiglie Salvadori e Manzan, con lo zio di Maria Vittoria, Paolo, volto conosciutissimo dell'imprenditoria agricola trevigiana, che sin dal mattino presto ha seguito l'esercito di volontari impegnati ad allestire ogni cosa per le centinaia di persone delle comunità di Spresiano e Villorba. Un applauso ha accolto l'entrata del feretro nel dolore composto del Papa Mauro, della sorella Maddalena e soprattutto di mamma Lina, alla quale si è rivolto così il parroco di Visnadello, don Giovanni Stasi. Ho notato sul tuo braccio, Lina, i nomi delle tue figlie, nomi incisi per sempre nella tua carne, nomi incisi per sempre nelle vostre vite, Mauro, Lina, Maddalena. È proprio per questo, perché sono persone incise nella vostra carne, che la sofferenza è fortissima, lacerante. Nessuno vi toglie il male che sentite. Ma siamo qui insieme per continuare ad affrontare la vita e vorremmo poter insieme continuare a costruire tesori che valgono per sempre. Ecco, questa è la nostra sfida e la sfida che anche voi, attraverso l'associazione che state mettendo in piedi, vuole essere una sfida alla vita, e quindi la promozione della vita sempre, ecco, anche attraverso l'associazione, che potrebbe essere un aiuto a tutti coloro che, come Maria Vittoria, stanno vivendo con quel limite lì, ecco. In tanti hanno sottoscritto per la nascita di questa associazione, mentre l'ultimo addio l'hanno dato tra le lacrime le amiche di Maria Vittoria e la gente del borgo, che l'ha voluta salutare così. Guardaci sempre da lassù, guarda i colori del tuo paese, blu, arancio, verde, rosa, giallo, nero, rosso, bianco. Forma un arcobaleno, Maria Vittoria, e camminaci sopra, e sarai sempre con noi ovunque tu sia. Ti vogliamo bene. È
È stata ritrovata nel pomeriggio la 60enne di Tezze di Vazzola, scomparsa da ieri sera dopo essersi allontanata da casa in bicicletta. Oltre ai vigili del fuoco, la protezione civile e la polizia locale di Carabinieri, per cercare la donna si è mobilitato l'intero paese. Alla fine la signora è stata ritrovata svenuta all'interno di un vigneto, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e portata in ospedale. Le sue condizioni fortunatamente non sono preoccupanti. I soccorritori e i familiari ringraziano tutti gli abitanti di Tezze che in queste ore si sono prodigati per ritrovare la donna. Dramma ieri mattina in pieno centro ad Asiago, dove un turista trevigiano di 96 anni è stato travolto ed ucciso da un'auto. Sentiamo. Dramma ieri mattina in pieno centro ad Asiago, dove un turista trevigiano di 96 anni è stato travolto e ucciso da un'auto condotta da un 60enne di Marostica. La vittima, Gian Giacomo Guglielmi, originario di Venezia, abitava a Motta di Livenza e si trovava in vacanza nel capoluogo altopianese. L'anziano era uscito per una passeggiata e proprio davanti all'hotel dove alloggiava da anni, siamo in Viale Garibaldi, è stato investito da una Fiat Punto, finendo sul cofano della macchina e sfondando con la testa il parabrezza. Subito gravissime le sue condizioni, è espirato durante il trasporto in ambulanza all'ospedale. Non si esclude che all'origine del terribile incidente ci sia stato un malore del 96enne, che sarebbe stato visto da alcuni testimoni roteare su se stesso prima di finire addosso all'auto. Al proposito verrà eseguita l'autopsia. Intenti a scassinare all'alba un distributore di latte a Castelfranco, 2 ladri sono stati inseguiti dai carabinieri e arrestati. Notati mentre passamontagna calati sul volto, armeggiavano intorno al distributore automatico di latte di via Montebelluna, Salvarosa di Castelfranco Veneto. Un passante alle 4 del mattino ha dato l'allarme, permettendo agli equipaggi del radiomobile dei carabinieri e alle auto in servizio delle stazioni di intercettare la BMW su cui i ladri erano in fuga. Un lungo inseguimento da Castelfranco a San Vito di Altivole, dove i militari sono riusciti a sbarrare la strada alla macchina e a costringere i malviventi a consegnarsi. Si tratta di 2 cittadini moldavi, un 25enne residente a Battaglia Terme nel Padovano e un 32enne in Italia senza fissa dimora, entrambi con precedenti specifici. In auto recuperati arnesi da scasso, passamontagna e 350 euro in monetine e banconote di piccolo taglio appena rubati alla casetta del latte. E 2 allevamenti abusivi di cani sono stati scoperti dai carabinieri nella Marca. Sentiamo. Allevamenti abusivi di cani scoperti dai carabinieri del NAS a Valdobbiadene e Volpago. I controlli dei militari e dei veterinari dell'ULS 2 nei giorni scorsi che hanno portato al sequestro delle strutture non autorizzate. Il primo allevamento a Valdobbiadene è risultato essere stato aperto senza i permessi previsti. All'interno 16 cani di varie razze per un valore complessivo di 30.000 euro. Ora la proprietaria dovrà chiedere il dissequestro dei locali, ma potrà farlo solo dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni di legge. Stessa situazione nel secondo, a Volpago, anch'esso abusivo, una ventina i cagnolini del valore di 35.000 euro. Gli animali non risultano aver subito maltrattamenti, le violazioni sono di carattere amministrativo e sanitario. Saranno ora i sindaci a verificare che i titolari ottemperino alle prescrizioni prima di riaprire. Caffè a 50 centesimi per i rappresentanti delle forze dell'ordine, è l'iniziativa di una gelateria trevigiana. Per me è giusto così, no? Perché poretti, il stipendio arriverà quello che ha, e se è giusto che si faccia così. Magari lo facesse tanti altri bar, sicuramente è sempre una roba positiva questa, sempre. I primi ad approvare l'iniziativa sono i clienti che incontriamo all'ingresso della gelateria di Santa Maria del Rovere, che fino a metà settembre offre ai rappresentanti delle forze dell'ordine il caffè a soli 50 centesimi, così da rendere piacevole l'estate anche a chi, mentre i cittadini si godono le ferie, vigila sulla loro sicurezza. I nostri angeli custodi li definisce la lavagna di fronte al bancone. È nata perché qualche volta qualche pattuglia si ferma a bere il caffè anche di notte, siccome siamo aperti fino a tardi, qualcuno si ferma a bere il caffè, ci scambia qualche parola, così ci fa un po' di amicizia, altri clienti fissi che abbiamo e niente, così pensando al loro lavoro che è di tutte le ore del giorno, di notte, di giorno, e che sono in giro per noi, per aiutare, per
la nostra sicurezza, abbiamo deciso di farlo. Tra gli avventori si accende il dibattito. Sono delle persone uguali come gli altri. Io penso che è una bella iniziativa, potrebbe essere anche estesa ad altre categorie. Un po' come il cosiddetto caffè pagato da un singolo cittadino, abitudine al sud molto diffusa per andare incontro a quelli per i quali anche un espresso è un piccolo lusso. In questo caso sono i gestori, è un'iniziativa come tante altre, secondo me ogni iniziativa è positiva. Shock nel mondo del basket. David Blatt, ex coach della Benetton Basket, ora allenatore dell'Olympiakos, ha la sclerosi multipla. L'annuncio drammatico da parte dello stesso Blatt sul sito ufficiale del club greco. A volte la vita ti getta addosso cose a cui non riesci a dare una spiegazione, che non hanno logica. In quei momenti capisci di dover fare delle scelte che mettono alla prova il tuo carattere, scrive l'allenatore sessantenne. Sono fortunato, ho ottimi dottori, fisioterapisti e dirigenti che accettano le mie disabilità e mi aiutano ad andare avanti. Come potrei lamentarmi? Non posso assolutamente e non lo farò, afferma Blatt nel lungo messaggio rivolto ai suoi sostenitori, raccontando il dramma che l'ha colpito e la sua determinazione a non mollare e ad affrontare la malattia. Linea alla regia ora, a tra poco. Treviso. Eccoci nuovamente in studio con l'edizione di Treviso dei nostri TG. La Madonnina che piange a Ponte di Piave, per la prima volta ai microfoni parla il parroco che prima di parlare di miracolo predica prudenza. Sentiamo. Per ora non abbiamo elementi per dichiarare che ci sia qualcosa di soprannaturale. Il più cauto di tutti è proprio il parroco Don Giampaolo Bano. La parola d'ordine, ripetuta anche nella messa domenicale, è prudenza. Quasi una doccia fredda, almeno per quelli che speravano di essere di fronte ad un miracolo. Per appurare se quelle che hanno bagnato il volto della Madonnina siano state lacrime autentiche, così come sembrerebbe essere accaduto già 2 volte negli ultimi 2 venerdì e non un normale fenomeno fisico, serve tempo e le necessarie verifiche della curia affidate ad un delegato del vescovo. L'invito ai fedeli è di attendere nella preghiera. La pazienza è che non ci permette di esprimersi in maniera autentica sulla realtà di questo fenomeno, e questo ci permette di avere un po' la prudenza, ma anche la bontà di attendere perché la competente autorità possa anche esprimere un suo parere. Quando ci sarà messo al corrente e a conoscenza di tutti. Per il momento la cripta che custodisce la Madonnina rimane chiusa per evitare quello che sarebbe un prematuro via vai di credenti o di semplici curiosi. I nostri fedeli hanno anche desiderio di poter scendere in cripta, di vedere la Madonnina, che sempre hanno avuto la possibilità di accedere a questa cripta per la messa ogni giorno. Se adesso il loro parroco dice abbiate pazienza, attendete un po', è un fatto che è una statua. L'altra statua che c'è in chiesa, più bella e più grande, non ha dato nessun segno. Qual è allora delle due che dobbiamo credere? Non cerchiamo il miracolo, sottolinea il parroco, piuttosto meglio concentrarsi nella preghiera. Sono a disposizione per l'aspetto spirituale io, e vigilare perché si crei comunione e non confusione. Ma non bisogna gridare al miracolo. Appunto, sì, grazie. Ed ora le notizie dedicate a Belluno e provincia. Segnalazioni a raffica sulle condizioni di incuria ed abbandono in cui versano i cimiteri di Belluno, a partire da quello urbano di Prade. Le istantanee dei cimiteri di Belluno sono desolanti, a Cusighe e ancor di più in quello urbano di Prade lo stato di degrado è imbarazzante, le manutenzioni praticamente assenti. Fa schifo, basta, non è da dire altro che fa proprio schifo. Non c'è manutenzione, non c'è pulizia, spesso dobbiamo farlo da soli. Questa è la condizione, la situazione in cui versa il cimitero urbano di Prade, il cimitero cittadino. Vedete l'erbaccia alta attorno alle tombe e praticamente l'impossibilità quasi a raggiungere i propri cari. Vergognosa, vergognosa, e tutto perché fanno privato. Invece dovrebbe venire gli interessati a vedere com'è. Era meglio quando c'erano
i vecchi custodi, e facevano anche lavori extra, tipo non so, ti mettevano la ghiaia sulla tomba, te la pulivano. Adesso siamo in balia di noi stessi. Chiusi i rapporti con la ditta esterna a cui il Comune di Belluno aveva affidato l'appalto, nei mesi scorsi l'annuncio della momentanea assegnazione del servizio all'Unione Montana, ma la situazione non è cambiata. Ma è una vergogna perché le tasse ci sono, le paghiamo, però il cimitero è sempre peggio, non migliora, e anche quando passano a tagliare l'erba rovinano anche le altre tombe che ci sono vicine, non sempre passano a pulire poi il sopra con un aspirapolvere, così fanno un po' il desio, ecco. Cosa pensa di questa situazione? Che non è dignitoso per le persone che sono qui e per i cari che sono chiaramente all'esterno di questo luogo di preghiera e di umanità. Quindi un minimo di decoro, secondo me, in una città è necessario. L'opposizione consigliare annuncia battaglia, i consiglieri della lista Belluno e di tutti sono pronti a chiedere conto di tale degrado alla giunta Massaro. La partita delle manutenzioni carenti ovunque sta diventando un caso. Stamattina 2 operai si sono visti al lavoro in viale Tillman a Cavarzano, dove i marciapiedi sono oramai impraticabili. Si erano accampati a Lambiò, il parco sulle rive del Piave a Belluno, ed avevano costruito una tenda con teli, transenne e tronchi di legno abbattuti da vaia. Non hanno fatto i conti con la polizia locale che nei giorni scorsi li ha identificati e scoperto che erano irregolari. Per 4 cittadini pakistani sono scattate le procedure previste dal decreto sicurezza bis, ma nel frattempo gli stranieri si sono allontanati e resi irreperibili. È il paradosso delle nuove misure. In un'altra situazione li avremo tolti dalla strada e ospitati in strutture comunali, dice il sindaco di Belluno Massaro. Così, chiosa il primo cittadino, gli irregolari restano in una situazione ibrida: da un lato vengono tolti dalla strada, dall'altro non vengono rimpatriati. Altri 3 asini sbranati in un'azienda agrituristica a Levego, a 3 chilometri da Belluno. Di un piccolo è stata ritrovata la carcassa a meno di 100 metri dal recinto. La mamma è stata accompagnata alla morte dal veterinario perché in gravissime condizioni. Un terzo asino è scomparso. Siamo a Levego, frazione che dista poco meno di 3 chilometri dal centro di Belluno. L'attacco, l'ennesimo di questi giorni, ieri notte all'agriturismo al Bachero. Ho sentito dei strani rumori, però non ci faccio caso, anche perché hanno partorito da non tanto. Al mattino vedo l'asina fuori dal recinto, il recinto rotto, con tutta la coscia a sbrandelli, e ho contato gli altri asini, ne mancava uno piccolo e mancava un'altra asina grande. Strazianti le foto che ritraggono quanto è rimasto dell'asino più piccolo. Che è rimasto solo la testa e un po' di scarcassa, tutto mangiato. E una non l'abbiamo più trovata. Se la sono portata via? Portata via, oppure oggi che ho più tempo vado a cercare. La speranza sia pur flebile che la terza asina sia rimasta viva. Certo è che anche questa volta neppure la recinzione elettrificata è servita a prevenire l'attacco. Voi avete il recinto? Sì. Da quando avete sistemato questo recinto per gli asini? Da sempre, da quando siamo qua. Avete sempre avuto la protezione, diciamo, i sistemi di prevenzione già... Elettrificato, come si dice, elettrificato. Eppure nonostante tutto... distruggono, dove vanno distruggono, fanno danni. Ora nuove spese in vista per la famiglia, serve un recinto più alto e per il momento alla sera sarà necessario chiudere gli altri asini in una stalla. Ci sono spese e tempo ci vuole. Nessuno vi aiuta? No. E se ci fossero ancora dubbi su chi sta facendo razzie di animali fra la Vena d'Oro fino oltre la Valle del Cicogna, ecco, immortalato da una fototrappola nella zona dei Coi di Navasa, sopra Limana, un esemplare di lupo. La foto è recentissima, data e ora indicano il 15 agosto alle 21:37. Ed era questo l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi. In chiusura come sempre il meteo, arrivederci. Bardin Garden Store. Lo Zoo Garden di Treviso vi aspetta tutti i giorni, compresa la domenica, a Lancenigo di Villorba. Bentrovati al meteo.
Tempo instabile su Alpi e Prealpi, mentre sul resto del territorio ancora caldo e bel tempo grazie alla presenza dell'alta pressione. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento con cielo al massimo poco nuvoloso al mattino. Correnti più fresche lambiranno i settori alpini dove potrebbero verificarsi occasionali rovesci nel pomeriggio e in serata, mentre altrove si manterrà stabile. Temperature sostanzialmente stazionarie in linea con la media del periodo, minime tra 17 e 23 gradi, massime comprese invece tra 30 e 33 gradi. Condizioni di bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, con sole su tutti i settori. Qui i rilievi potrebbero invece essere risparmiati dalla pioggia. Temperature invariate, minime tra 20 e 24 gradi, massime oscillanti invece tra i 29 e i 32 gradi circa. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove dapprima avremo qualche acquazzone sui settori alpini di confine, col passare delle ore in estensione anche al resto della regione. Temperature minime sui 19 gradi, massime tra 30 e 32 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. Bardin Garden Store. Lo Zoo Garden di Treviso vi aspetta tutti i giorni, compresa la domenica, a Lancenigo di Villorba.